Buona giornata a tutti dalla piattaforma di Veneto Globe Streaming TV. Oggi ho il piacere di avere un ospite con un grande cuore. Oggi ospitiamo l'associazione Ogni Giorno per Emma Onlus e con la presidente, la signora Annalisa Bertazzon, che ci racconterà un po' cosa fa questa associazione. Allora, è un'associazione che è in vita da 8 anni circa e in questi 8 anni cosa avete fatto e intanto a quale malattia vi dedicate? Allora, grazie, intanto buongiorno Alberta. Allora sì, in effetti l'associazione nasce nel 2010. Perché è nata questa associazione? Perché proprio nel 2010 è stata diagnosticata a mia figlia Emma, della Libera, una malattia genetica rara, degenerativa del sistema neuromuscolare, che si chiama atassia di Friedreich. Da subito ci è stato detto, assieme alla diagnosi, rassegnatevi, non ci sono cure. In un primo momento smarrimento totale della famiglia, ovviamente. Poi Emma stessa in quel momento aveva 11 anni, poco 11-12 anni, adesso ne ha 20, e ha detto non possiamo stare qui inermi, fermi, ad aspettare che qualcosa accada e chissà se accadrà. Potremmo muoverci, vedere cosa c'è in giro per il mondo, qualche ricerca, sostenerla, fare qualcosa, insomma, attivarci, cioè non subire passivamente un problema grave, ma in qualche modo metterci in moto. Ma questa malattia perché in realtà non ha molte cure, perché ci sono pochi pazienti, o perché si è già provato di tutto? Allora, c'è questo e quello, la malattia effettivamente è rara. L'incidenza, allora, statistiche a livello mondiale dicono una malata ogni 50.000 abitanti. Poi non è così in tutte le aree del mondo e quindi potremmo dire che il nord Europa, cioè la fascia che un po' interessa anche noi, potremmo essere all'incirca uno ogni 20-25.000, quindi numericamente molto più numerosa, elevata. perché fasce del mondo tipo Asia e Africa sembra, o perché non ci sono effettivamente numeri, O perché non è diagnosticata. non è diagnosticata, cioè capiamo che aree sono, o perché forse magari è meno presente geneticamente, non si è sviluppata lì non c'è casistica, non c'è storia, quindi statistica mondiale dà un numero, ma ci sono aree dove non sembra presente. Dove è conosciuta effettivamente anche in Italia, sembravamo pochi, realmente siamo sempre di più, perché ne conosco continuamente famiglie, ragazzi giovani, famiglie con bambini, ragazzi giovani, è migliorata molto la diagnostica tra l'altro in questi 8 anni e non è proprio così rara come sembra. Poi l'altra parte dice perché si è provato di tutto, ma c'è tanta ricerca nel mondo sinceramente sulla atassia di Friedreich, ma essendo una malattia degenerativa neuromuscolare, la parte principale la fa il sistema nervoso e non è semplice lavorare sul sistema nervoso, per cui qualcosa da 0 a 1 magari in questi anni è successo, ma non abbiamo in mano ancora una cura efficace per contrastare davvero la malattia. Tipo ci sono dei centri specializzati in questo in Italia o in Veneto, oppure allora, bisogna andare all'estero? Anche qui cioè nel senso, in Italia si stanno formando centri sempre più attrezzati, ne abbiamo qui vicino peraltro l'Istituto La Nostra Famiglia, sia il Polo di Conegliano che Pieve di Soligo, si stanno occupando veramente, direi, a pieno titolo dell'atassia di Friedreich. Sono stati fatti passi da gigante sulla fisioterapia, quindi sulla parte riabilitativa, che si vede molto importante, mentre qualche anno fa andava sotto traccia, dicevano che non serviva a niente perché tanto la malattia era progressiva. Non è proprio così. Aiuta, non ferma la malattia, ma aiuta molto, soprattutto a far vivere meglio la persona. E questo è una cosa. Poi centri per la malattia rara, cioè per individuare la malattia, il centro principe è il Besta di Milano, l'istituto Carlo Besta di Milano, però non dà poi approcci riabilitativi o altro, per cui è un centro dove si va a fare diagnosi. Okay. Centri dove ci si sta occupando dell'atassia, qualcuno, c'è il Mondino anche a Pavia, cioè c'è qualche centro che sta
venendo fuori e che si sta sempre più occupando anche di questa patologia, però sono ancora molto pochi, perché bisogna avere, bisogna che ci siano portatori di interesse, cioè nel nostro caso siamo una famiglia con un problema, ci siamo attivati molto, è nato Ed è anche... esemplare che al posto di piangere sulla malattia abbiate deciso di prenderla per le corna e di... Penso e che di- c'erano due alternative. due alternative, o subirla o affrontarla. Abbiamo scelto la forse più difficile per certi versi, ma la seconda strada. Che poi avete dalla vostra anche Emma, che mi sembra una persona molto determinata e tosta, per cui lei prima di tutti mi diceva la mamma che sta studiando proprio perché dice se gli altri non mi aiutano provo ad aiutarmi io, no? Sì. Sì, in effetti Emma è stata forse il motore propulsore iniziale, perché sembra un paradosso, però nel momento lei percepiva già da 9-10 anni, cioè quando era ancora una bimba, che c'era qualcosa che non andava, anche se erano cose minime, magari camminava in modo un po' strano o cadeva senza un motivo, ma per il resto Aveva stava... dei piccoli segnali. Piccoli segnali, ma stava bene, e tutti dicevano che stava bene, quindi medici, eccetera. Quindi dalle ricerche non Ci avevate ci trovato- ridevano in faccia dicendo ecco questi genitori ansiosi che vengono qua per niente, invece lei diceva no, io ho qualcosa, finalmente cerca di qua, cerca di là, questo qualcosa ha avuto un nome, ahimè. Però lei, non dico che ci abbia riso sopra, ma ha detto finalmente sappiamo cosa c'è. Cioè abbiamo dato un nome al mio problema. Quando sai cos'hai, magari cerchi anche di capire. Se non sai, e questo succede ahimè ancora in tante malattie rare, non sai dove Quindi andare a anche parare. è di difficile diagnosi. Perché allora la malattia è genetica e uno cioè, nasce con la patologia, ok? Ma non c'è un valore che te lo dice. Ma da piccoli raramente l'esordio c'è, cioè se non hai casistiche, genitori, familiari, gente che noi non avevamo come la maggior parte delle altre famiglie, e questo bimbo ti nasce bene, cresce bene, corre, gioca, salta, fa tutto, intellettivamente sono molto intelligenti tutti, non abbiamo casi di persone che hanno difficoltà, dei ritardi perché non prende quella parte, e quindi poi quando crescono, perché è carente una proteina, i primi anni di vita, seppur poca, basta. E questi bambini sono, cioè Emma sciava, salto dello sviluppo. era un gusto vederla sciare, giocava a tennis, era un piacere vederla giocare, cioè suonava il pianoforte, ed era, da bimba faceva di tutto e di più come gli altri, non aveva niente di diverso. Poi pian piano questo modo di essere un po' più imbranata degli altri è venuto fuori, ma si associa alla crescita, alla fase dello sviluppo, cioè succede per molte altri bimbi, non è che insomma è sintomatico di una patologia questo, per cui non è, poi pian piano vedi che comincia la scoliosi, cioè cominciano altre cose e lì poi la strada si è un po' appianata, ma non è semplice da diagnosticare effettivamente. Ma la vostra associazione ha lo scopo anche di raccogliere dei fondi, no? Principalmente noi allora non facciamo attività di volontariato specifica, anche se ormai un po' ci occupiamo anche di quello sinceramente, ma il nostro scopo è nato ed è principalmente quello di raccogliere fondi e sostenere ricerche, sperimentazioni, progetti che portino a migliorare la qualità della patologia. Speriamo anche a curarla, anche se appunto oggi ancora non abbiamo in mano una cura, né noi né nessun altro al mondo. Mi diceva comunque l'altro giorno che ci sono anche dei protocolli che magari rallentano, no? Allora, noi abbiamo intrapreso 2 anni fa, nel 2016, sì, uno studio sperimentale, quindi già sull'uomo, autorizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco, su una molecola, un farmaco già esistente che è il gamma interferone, Imuclin si chiama il farmaco, per patologie, nato per patologie gravi, diverse, pediatriche anche, e che studi fatti in Italia, anche finanziati da Teleton peraltro, di preclinici, quindi in laboratorio, sui topi, avevano dato delle risposte di poter rallentare, non voglio dire bloccare perché sarebbe già un sogno, di poter rallentare l'avanzamento della patologia. Quindi è stato impiantato uno studio serio, fatto come una bella sperimentazione vera, con tutti i suoi crismi, quindi c'è stato per fare tutte queste cose, tutto il ci vogliono fondi, ci vogliono parecchi fondi, insomma ci abbiamo messo parecchi fondi. Adesso è finita, si è conclusa a dicembre di quest'anno perché durava 18 mesi,
tra la parte della somministrazione e la parte dopo la somministrazione per vedere eventuali effetti collaterali o meno. Allora, i primi dati grezzi ci fanno capire che abbiamo fatto bene a farla. Ecco, non posso esporvi di più perché ovviamente non abbiamo ancora sulla vostra esperienza la pubblicazione, però dei rimandi positivi. La sperimentazione siamo riusciti a farla e a portarla a termine con l'Istituto La Nostra Famiglia, che è anche IRCS, Eugenio Medea, quindi anche istituto di ricerca autorizzato in Italia. E questo è già una bella cosa, perché molte volte la si deve interrompere per problemi che sopraggiungono durante la fase sperimentale. Questo non è successo. Le persone che l'hanno avuto, sono tutti, diciamo, vivi vegeti e sperano di averlo presto. Quindi vuol dire che è stata una buona, che qualcosa, ecco, magari insomma. Queste sono valutazioni soggettive delle famiglie, saranno i dati effettivamente scientifici poi a dire sì no, ma comunque insomma un piccolo passo probabilmente positivo, no? Un piccolo passo probabilmente l'abbiamo fatto, speriamo presto di dirlo anche in modo ufficiale, ecco. Avete un evento che farete a breve proprio per raccogliere dei fondi, un evento E poi in adesso un luogo anche autorevole, no? Vi dai, se posso permettermi, una bella opportunità, perché noi come ci finanziamo, cioè come raccogliamo questi fondi? Noi li raccogliamo in più modi. Il primo è stato quello di scrivere dei libri, ne abbiamo scritti 5, ne abbiamo venduti molti con il porta a porta, col passaparola, con tante serate, e il primo ogni giorno, tra l'altro un libretto di poesie semplicissimo, da solo si è mangiato 8.000 copie, quindi qualcosa è servito per farci partire. A questo abbiamo aggiunto poi tanti eventi, che sono cene, rappresentazioni teatrali, di tutto. Quello che ci viene proposto, che ha un senso, che è fattibile, che non ci comporta poi costi particolari, perché anche quello impatta. Noi dobbiamo avere il più possibile risorse da quello che facciamo, e ci ha aiutato ad andare avanti a fare tante cose. Non abbiamo fatto solo, cioè la sperimentazione sull'interferone gamma è un seguito di altri studi sulla diagnostica, sul migliorare la qualità della conoscenza della malattia, sulla riabilitazione, quindi sono tanti tasselli che abbiamo messo già in questi anni. Qualcosa abbiamo anche fatto per altre associazioni che stanno andando avanti con studi diversi dai nostri, ma sicuramente molto importanti. Speriamo che arrivino anche dei risultati. Quindi i nostri denari sono comunque concentrati ad aiutare il più possibile l'avanzamento della ricerca per l'atassia di Friedreich. Adesso cadiamo a fagiolo sull'evento che farete a breve. Faremo a breve il 18 marzo, è una domenica, il giorno prima della festa del papà, quindi chi vuole festeggiare in anticipo il papà ha una bellissima occasione, può regalare qualche biglietto e fa sicuramente un bel regalo. Allora, dove ci troviamo? Beh, nel più bel teatro di Treviso, che è il Teatro Comunale Mario del Monaco, che è proprio in centro a Treviso, teatro anche capiente, tiene oltre 600 posti, quindi abbiamo margine per portare un bel po' di persone. L'evento in sé è un concerto musicale, è la terza edizione di questo concerto, l'abbiamo fatto anche nel 2016 e nel 2017, con dei titoli un po' diversi, perché era più incentrato sulla lirica, era la lirica del cuore. Questa volta l'abbiamo chiamato la musica del cuore, perché è un po' una cosa mista, c'è ancora qualcosa di lirico molto bello, con dei artisti, degli interpreti eccellenti. Uno per tutti è Mikhail Rissov, che è molto conosciuto qui in Veneto, qui a Treviso, è un artista russo ma che ormai vive in Italia da parecchi anni. Avremo un soprano d'eccezione, perché canta anche alla Scala, canta un po' in giro per il mondo, è molto brava, Stefania Bellamio, che però non è solo una cantante lirica, è anche una cantante di altri generi. Infatti collabora molto, e qui adesso introduco un altro pezzo forte, Massimo Scatolin, chitarrista trevigiano, che però suona in tutto il mondo. Adesso, per dire, con Stefania sono in Australia in un tour che già dura circa da un mese. Arriveranno nei giorni imminenti al concerto, rientreranno in Italia. Assieme faranno dei pezzi molto belli anche in lingua spagnola, accompagnamento di chitarra e voce. Abbiamo poi anche una parte solo musicale con Marco Fatichenti, un pianista anche lui italiano,
ma che prevalentemente suona all'estero, in particolare in Inghilterra. Quindi un bellissimo spettacolo. È molto apprezzato, anche lui dicono sia, ho letto qui nella sua curriculum, che sia dunque cioè Chopin incarnato, quindi rivivere la bravura. Chopin dei giorni nostri. Uno Chopin dei giorni nostri, non è poco, insomma, ecco. Per cui 2 ore di spettacolo. Che poi inizia alle 17, vero? Inizia alle 17, diciamo un orario pomeridiano bello, perché uno Un pre-cena. e un pre-cena esce, passa il suo pomeriggio dentro un bel teatro ascoltando della buona musica, e per chiudere non potremo poi mandare via gli ospiti alle 7 di sera così, diciamo, con la bocca asciutta, no? E quindi verrà offerto, perché abbiamo uno sponsor poi in particolare, che è il caseificio Tomasoni, che è anche un grande sostenitore di questo evento, perché ci sta aiutando molto assieme ad altri, perché abbiamo tanti amici che ci aiutano. Però si è anche offerto di offrire il rinfresco, quindi ci saranno quei cicchettini dei loro squisitissimi formaggi, perché sono veramente molto bravi, fanno delle cose di tradizione dal 1955, perché è stato il papà dei 3 soci attuali, poi il nonno dei ragazzi che sono adesso dentro l'azienda, perché è proprio una famiglia. Ed hanno un cuore grande, oltre ad essere bravi a fare delle cose buone, hanno un cuore grande, per cui ci offriranno il rinfresco. Allora, dove si possono acquistare i biglietti? Allora, i biglietti, noi abbiamo indicato dei numeri telefonici, perché Che poi magari manderemo in sovraimpressione. preferiamo appunto avere le prevendite per non creare la calca dell'ultimo momento, che è sempre brutta e crea disorganizzazione. Allora c'è un numero 333 106 4874, ed è in capo ad una persona bravissima che si dà molto da fare, una mia amica, si chiama Marzia, e lei corre, prende le prenotazioni, vi dà i posti giusti in teatro come li volete, perché comunale è un po' difficile, perché c'è la platea, ci sono i palchetti, c'è il loggione, e cerca di accontentare tutti, è molto precisa. Quindi, allora, se le persone vogliono partecipare a questo noi evento, sollecitiamo allora la prenotazione, chi la vuole prenotazione venire. al numero di telefono che Oppure- Annalisa ci ha appena detto. Oppure ci sono io, il mio, che trovate anche sul sito, il mio numero di telefono, e mi chiamate quando volete. Io ho scritto ore serali nelle locandine, ma se uno mi chiama a mezzogiorno Siamo disponibili. altro che... Allora, questo è uno dei modi che l'associazione raccoglie fondi. Un altro modo che poi manderemo in sovraimpressione è poter fare un bonifico a degli IBAN che magari... Certo, poter fare delle donazioni liberali che sono detraibili. E poi il 5 per fiscalmente. 1000, vero? E poi il pezzo forte, grazie, perché adesso comincia, ormai siamo a fine febbraio, cominciano le dichiarazioni soprattutto per i lavoratori dipendenti, quindi i CAF sono già attivi, e con il 5 per 1000, allora il 5 per 1000 non costa nulla a chi lo dà, cioè, se uno non ha già destinato, perché non vogliamo rubare niente a nessuno, c'è chi magari ha già i suoi canali eccetera, ma c'è molto margine, nel senso che molti non scelgono mai. È vero. Perché non si fidano? Allora Perché questa dicono, volta diciamo di scegliere ogni giorno per Emma. Scegliete ogni giorno per Emma, perché? Perché intanto i soldi arrivano, che è la paura di E tanti poi perché contribuenti. vanno per un progetto serio. Perché poi vanno per un progetto serio. Vorrei avere qua anche magari un po' di ragazzi, così vi rendete magari conto. la prossima volta. La prossima volta li facciamo venire, così Annalisa, vedete davvero chi sono. è stata una mezz'ora molto piacevole. Anche per me. E speriamo di poterti aiutare a poter promuovere intanto l'associazione e anche questo evento. Grazie. Invitiamo tutti a prenotarsi, a partecipare, perché il comunale è grande e lo dobbiamo riempire, no? Certo, ma ne vale la pena poi. Esattamente. Allora salutiamo i nostri telespettatori e li ringraziamo di averci seguito e ci vediamo la prossima volta. Grazie Annalisa. Grazie Alberta, grazie a tutti, perché sono queste le opportunità che ci aiutano. Grazie.